Cominciamo con la politica. Forza Italia oggi attraverso i suoi consiglieri regionali ha denunciato che a forte di un aumento di furti e rapine sul territorio il governo stia per procedere a una serie di tagli alle forze dell'ordine e Forza Italia non ci sta. Sentiamo. Non è possibile sapere se è un modo di essere politico, però quella dei tagli è praticamente quasi un paradigma anche per la neogiunta regionale. Forza Italia dice no. Il problema della compressione della spesa è un problema vero e che va affrontato. Poi nel momento in cui i soldi sono pochi bisogna avere la capacità di capire dove metterli. Sicuramente i tagli che in questo Paese stanno avvenendo nel sistema della sicurezza a scapito delle forze di polizia con questa grande riorganizzazione affronta un problema partendo dal tetto invece che partire dalla fondamenta. Il problema non è in questo settore capire dove tagliare risorse, ma il problema è capire dove tagliarle in funzione della sicurezza dei cittadini. Siamo in una situazione di evidente criticità. Sicuramente limitare oggi risorse in un inevitabile piano di riorganizzazione, ma ridurre queste risorse al sistema della sicurezza dei cittadini non è sicuramente il modo giusto per fare le cose. Anzi, forse mettere un po' di più al limite in modo che le forze dell'ordine possano agire in maniera un po' più decisa e complessiva sulle 24 ore, perché ormai questa è anche un'emergenza, le 24 ore. Ma guardi, io non sono abituato a fare slogan, capisco che questo Paese deve ridurre la spesa pubblica, il problema è capire che questa spesa pubblica va ridotta ma non va messa a scapito di servizi fondamentali per i cittadini e la sicurezza sicuramente è uno di questi. Ma lo fa sia il governo centrale che il governo locale? Questo tema è attribuibile sicuramente a una rilevante responsabilità del governo nazionale, però è evidente che la Regione su questo deve alzare la voce, cioè nei confronti del governo, e fino ad oggi argomenti di questo tipo non ne abbiamo sentiti.